Decine di poliziotti e giornalisti di tutta Italia da 24 ore cercavano Francesco, il presunto combattente veneziano dell'ISIS che i guerriglieri curdi avevano annunciato di aver ucciso. Ma quando Gabriele Vattolo, giovane cronista del quotidiano online Venezia Today, è arrivato a dare un nome al volto diffuso via Twitter dagli stessi Peshmerga, la verità si è rivelata molto diversa. Si trattava di Neji Ben Amara, 36enne tunisino che viveva in Italia da alcuni anni e lavorava a Milano come barista. Abbiamo trovato una traccia sui social network, l'abbiamo seguita e siamo arrivati alla conclusione in poco tempo. Ecco, insomma, poi sono arrivate tutte le conferme che la nostra professione ci impone e insomma abbiamo fatto solo il nostro lavoro. Un lavoro portato a termine più velocemente degli stessi carabinieri del ROS che da qualche ora avevano aperto un'indagine per rintracciare il militante dell'ISIS. Quando le informazioni sono scarne, gli elementi sono uguali a quelli che gli inquirenti hanno in mano. Evidentemente i nostri lavori, le nostre professioni si assomigliano molto, poi naturalmente ognuno fa il suo lavoro e loro adesso continuano a lavorare e c'è materiale sicuramente su cui indagare. Secondo la testimonianza di una conoscente rintracciata da Venezia Today, Amara aveva vissuto per un periodo a Ravenna, frequentando alcuni connazionali e comportandosi in maniera normale. Dopo il trasferimento a Milano, però, aveva cominciato a dare segni di fanatismo religioso, alienandosi in breve tempo le vecchie amicizie. Era partito lo scorso novembre per combattere in Siria. Sul suo nuovo profilo Facebook, dopo che il precedente era stato chiuso per messaggi inneggianti alla jihad, compare sorridente mentre imbraccia il Kalashnikov a cavallo di un asinello. Sarebbe morto in battaglia ai primi di febbraio. A Venezia, assicura chi lo conosceva, non aveva mai messo piede.